Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, GP4, stagione 88, niente, non riesco a portare a casa la pole, ho fatto Monte Carlo, va l'impresa, perché sarà dura finire la gara perché ogni curva è l'ultima, con sta mod. Pole ancora del piccolo Alain che sta volando. Secondo Gerardo Berger, terzo Ayrton, Ivan Capelli, Nigel Mansell e poi via via tutti gli altri. Ma raga, le dura, dura, dura. Però non ci sia pioggia, ma com'è? E si va raga. Vai raga, per un'impresa che Monte Carlo di 6 anni, difficilissima, la vedo anche più stretta sinceramente, queste macchine non sono facili da guidare raga. Go. Attenzione, subito il come si butta, non ci credo. Mamma mia. Mamma. Pit? Fioi. Subito contrasto con il piccolo Alain. E subito polemiche ragazzi, Fioi, cioè impossibile, messo Prost fuori, subito Prost fuori, incredibile. La grande rivalità Prost-Senna ha inizio adesso. Cioè non ho fatto apposta, ovviamente, ma non è facile. Ma la Formula 1 di quegli anni era anche questo, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo a portare a casa il primo successo irridato. Subito colpo di scena, Prost infuriato. Bisogna capire se ci saranno sanzioni per Ayrton nella prossima gara, però. Staremo a vedere. Abbiamo 8 decimi di vantaggio su Gerardo. Devo stare attento qua, la santa devota da piangere. Occhio Kume, bravo Kume. Mamma se è dura. Attenzione. Aia, capite ragazzi le difficoltà? Ecco. Sono queste curve qua che sono impestate. Solo che sono tanti, 16 giri sono tantissimi. Quindi la possibilità di errore è dietro l'angolo. Incredibilmente non sono ancora riuscito a prendere una pole position con Ayrton. Mamma mia, le dura, le dura. Certo la McLaren è la miglior macchina, attenzione, fastest di Berger però. Fastest di Gerardo. Stare attento che la macchina a volte tende ad andare verso l'esterno, soprattutto qua, e non capisco, è qua che ho perso la pole secondo me, perché devo andare un po' più piano, non capisco il perché. Ma purtroppo c'è un errore nella sua impressione, non c'era ancora Siemens nell'88 ovviamente. Dopo su in altre stagioni però mi sembra più corretto.
Mamma mia. Abbiamo la macchina migliore in assoluto, però sta gara qua è veramente difficile. Un secondo di vantaggio su Gerardo. Yellow flag, yellow flag. Arnaud fuori, incidente. René Arnaud è fuori. Mamma mia, sta curva qua, fiori. Queste due vado troppo verso l'esterno, ma non capisco perché. Che sofferenza, Beppe, che sofferenza atroce, mancano ancora 2000 laps. Molto bene, bravo Kume. Ma mancano ancora troppi laps. Fastest di Gerardo. Fastest di Gerardo. 3 decimi, 3 decimi. Gerardo è vicinissimo. Mamma mia, veramente ogni curva può essere l'ultima qua a Monte Carlo nell'88. Poi qua il sistema danni è meno permissivo rispetto alle mod 88 e 98 2022. Ricordiamo sempre che sono ancora a tastiera, ragazzi, perché sono un pazzo scatenato. No! Mamma mia, bloccaggio pericolosissimo. Le dura Beppe, le dura. Per uno e uno adesso, ma per il Kume il fastest è impossibile, anzi per Ayrton. Il Kume arriva 10 anni dopo, nel 98. Dai, dai, Kume, 1 e 4 di vantaggio. Mamma mia. Madonna, signori. No. Ogni tanto ha sta tendenza di andare verso l'esterno, non capisco il perché. Non lo capisco, Beppe.
Ho perso tanto, infatti, da 1,307. Fastest di Nannini. Dai vecchio, dai. Siamo quasi a metà gara. Un po' lungo qua. Ok, mamma mia, qua bacio un po' il muretto leggermente. Recuperiamo 2 decimi. Gara tiratissima. Madonna, che giro di Nannini, scatenato il Nan. Probabilmente a strada libera. Uno e tre da Berger, 1,3 da Berger. Mamma mia. Che rischio, che rischio. Rischio veramente importante. Manca ancora tanto, però manca ancora troppo. Scusate se parlo poco, raga, ma non è semplice. Ho preso solo 2 ritiri a Ayrton, cioè Alain, all'inizio, alla Santa Devota contro Senna e René Arnoux. Vedi questo esternazzo, mi va un po' d'esternazzo. Aia. Dopo qua la allunga molto. Però ho frenato tanto, dai. Infatti ho perso 3 decimi qua da Gerardo. Brutto giro questo, brutto giro. Perdo un altro decimo, torno a 0,9. Torno sotto il secondo.
Mamma mia, ogni torrentino lo faccio veramente con la tremarella. Un secondo, siamo là, oscilliamo dall'1 ai 3,07. Questa è la gara per il momento. Mamma mia, qua l'ho rischiata un po', eh. No! Mamma mia, che sofferenza atrocissima, Questi qua, se non faccio il colpetto non sono contento. Pensavo una gara con più danni, incidenti, roba a parte anche degli avversari, invece per il momento gara iper regolare, a parte quell'episodio che sarà analizzato a fine gara. Eccolo qua, subito yellow flag. Nannini adesso non lo so. (0,5) Berger si sta avvicinando molto adesso, eh. Fuori Bailey. E fuori Johansson. No, Johansson ai pit. Johansson ai pit. Un altro incidente tra i due probabilmente. Ricordiamo sempre che anche tra di loro si scontrano, non siamo solo noi. E tante volte ho ricevuto anche scontri. Da vedere Hungaroring con Kume versus Barrichello, ma quella è un'altra storia. Juan Pablo Kume versus Barrichello, bellissimo. Che mondiale anche quello. Adesso devo stare attenti anche se c'è qualche doppiato. 1-1. Da Berger. Una gara che per il momento è in solitaria. Dai, dai. Scusate per il poco commento ragazzi, ma sono troppo concentratus. Mamma mia, quanto l'ho rischiata. Aiuto, ho le mani ragazzi devastate. (0,9) da Barrichello, da Berger.
Il cume sta pitturando. Mamma mia, Fiore è dura, è durissima, non cavatto più. È veramente un'impresa. Peccato per quella macchia all'inizio, cavolo. Miglior giro in gara per Ayrton. Anche tempi alti. Dai, mancano 2 giri e mezzo. Tieni duro Ayrton, vogliamo la prima di Ayrton. Proprio a Monte Carlo la sua gara. Mamma mia, qua con strada, fio, Dai, dai, dai. Two laps remaining in un inglese di padrelingua cumendiana. Berger a 2-2. Ma cosa ho rischiato? Beh, questa cosa là voleva dire RIT o DNF. Ma mi sono visto la ruota partire, è ufficiale. E inizia l'ultimo giro, però penso che nelle prossime stagioni metterò un po' meno percentuale a Monte Carlo perché sono finito. La cosa, ahimè, è abbastanza ufficiale. Ho perso un secondo, me la sto prendendo un po' comoda perché un po' d'ansia c'è. No! No, Fiore, c'è il panico, the panic. Sto andando malissimo adesso, ho paura, c'è tensione. Dai, Magic. Ultime curve.
I signori, Ayrton va a vincere il Gran Premio di Monte Carlo con qualche polemica sicuramente, ma The Magic mette il primo sigillo quest'anno. Yes, yes, yes. Winner, winner. Oh yes. Hai guidato alla perfezione, bravissimo. Grazie caro, grazie. Yes. Ragazzi, la FIA ha deciso di non squalificare Senna per la qualifica neanche per la gara, però la prossima so cazzi. Queste sono le parole letterali. Raga, pole di Ayrton, finalmente prima pole di Ayrton in un circuito che però non è difficile, per certi versi più affannoso di Monte Carlo. Becchi un cordolo, sei fuori sicuro. Il piccolo Alain secondo, poi via tutti gli altri. Finalmente anche prima pole le McLaren con che stanno letteralmente nominando, ma la stagione 88 è un po' così, lo sappiamo. Ok, vai. Vai raga, tentiamo l'impresa. Siamo primi, una macchina migliore, solo che c'ho. Basta un attimo qua. In sto circuito col becchi un attimo il cordolo sei fuori. 13 laps. Go. Inizia la quarta tappa del mondiale 88. Se guidiamo al top vinciamo tranquilli, ma perché? Perché la macchina è la migliore. Comunque Piquet seconda, attenzione, perde posizioni il piccolo Alain. Prima che Alain insomma ha detto vabbè, per carità una gara ci può stare, l'incidente di gara nel senso comunque la santa revolta ci può stare, però mi ha danneggiato troppo. Certo, se sbaglio la prossima un'altra volta è finita. Mi becco una squalifica che può essere o addirittura 4-5 gare senza qualifiche partiamo dall'ultimo posto, o addirittura proprio non partecipo alla gara. La FIA è molto incazzata. Poi c'è Ballester là che è contro Senna a favore di Ayrton, quindi sappiamo che non la fa passare la prossima. Diciamo che questa me la fa passare perché più che altro devo abituarmi io Marchetto al gioco, nel senso il comandone purtroppo fa tanta fatica rispetto alle monoposto più moderne, questi circuiti, cioè anche il Messico è molto diverso comunque da come è adesso. Adesso voglio riscattarmi con vittoria e pole. La macchina è un missile però, questo lo dobbiamo ampiamente dire. L'ho presa troppo interno, mai prenderla troppo interno, non posso prenderla in pieno. Male, brutto errore qua, brutto errore però tantissimo qua. No good, no pass. Infatti ho perso tantissimo, è il fastest della Lotus Honda di Nelson Piquet. Yellow flag, è il piccolo Alain, speriamo. Larini, fuori Larini, fuori Nick. Fuori il fantasmagorico Nick. Teoricamente dovrei riuscire anche Arnaud, madonna Arnaud. Teoricamente riesco a procurarmi anche il GP4 dall'82 scusate, all'87 più la 2024, così voglio tutte le stagioni. Penso sotto l'82 neanche una, perché la vedo un po' difficile. Ma voglio avere un calendario, un albo d'oro comendiano devastante. Voglio creare veramente su sto canale tutte le stagioni della Formula 1, cazzo. E dopo si ritirerà anche il Cume, perché non può fare gare fino al 2100. E ci sarà, non so, il figlio del Cume o il figlio di Ayrton, chissà. Perché Ayrton ha già detto nel 94 io mi ritiro perché voglio godermi tutto. Fastest di Ayrton da Silva, però attenzione, non è secondo Prost, e questo è abbastanza incredibile. Noi stiamo guidando abbastanza bene, siamo a 8 decimi di vantaggio, comunque non è assolutamente un dominio. Però sappiamo che le McLaren in questa stagione sono comunque iper devastanti. La macchina migliore della storia, forse insieme alla F 2024, cioè la 2004, scusate. Ogni tanto faccio fatica a tenerla e non devo beccare qua. Questo è il problema, il terzo settore, che se becco un cordolo salutiamo la gara, salutiamo tutto. Per me comunque Prost ha fatto un errore nella partenza, perché non vederlo secondo è strano.
1-1. La gara però è molto lunga. Così bisogna prendere la curva, la parabolica messicana. Ed è boom! Ayrton vuole la seconda vittoria, la pretende. 1-7 da Nelson. No, eccola là. Ecco la cagata. Capite perché su GP4 è così, ma ancora di più in questi anni qua. Queste mod qua sono ancora più bastarde. Chiaramente con la numerazione andiamo avanti, siamo al video 91. Voglio portare tutte le stagioni, cazzo. Per me rimane il più bel gioco della storia, cioè come Formula 1. Pensa a un sogno, GP4, una nuova versione, ciao. Ma rimodabile con la grafica di ultima generazione, con la stessa fisica, incidenti, guasti, più la safety car, un sogno irrealizzabile. Attenzione il piccolo Alain, però adesso è secondo, il piccolo Alain non molla Alain. È fortissimo, è 2-1 il piccolo Alain, adesso mi viene a prendere. Non devo fare errori. Però il piccolo Alain mi spacca il culetto. Prost, mamma mia, no, com'è? Very good, very good. E qua proprio il circuito l'hanno cambiato tanto. Rettilinei, le prime curve bene o male non sono troppo lontane, sono quelle. Prost è 2-8, guadagno sul piccolo Alain. Siamo quasi a metà gara. Diciamo che sarà mondiale un po' così, se sei primo e non sbagli la fai un po' in solitaria. Qua diciamo i colpi di scena sono nel non fare errore e non avere guasti tecnici, che per quanto la McLaren quest'anno veramente, cioè, anche dal punto di vista di affidabilità, ciao. Però in quelle annate là era molto diverso rispetto ad adesso. Ok, 3, qua stiamo guadagnando su Alain, però è un godimento atrocissimo. Volterebbe un po', non sempre riesco a prenderla in pieno, e se becco il cordolo qua sei fuori al 100%. Dai.
Mamma mia. 3-6 da Prost. Yellow flag, non è Prost. Bene, sospensioni. Fuori Bailey. Attenzione, proprio qua vicino. Grande curva. 3-5 da lei. Non posso permettermi nessun errore però, Ayrton vuole vincere titoli su titoli. Questo tratto, ragazzi, mi fa una paura. Ok. 3-4, guadagno un decimo. Senza senso. No, ecco, poi è un errore anche così, vai come si dice, fuori pista, ciao. È difficilissimo riprendere la macchina quando va fuori pista, per quello dico che questa è la vera tensione di sto mondiale. Se ripeto, le due McLaren sono troppo più forti. Comunque i nostri obiettivi sarà cercare di far vincere un titolo al nostro Jean Alesi, portare Schumacher a superare anche il Kuma nelle vittorie, sono tanti belli obiettivi. Intanto il primo è quello di Ayrton, di portare a casa più titoli possibili. 2-8. Prost sta volando adesso, Prost sta volando. Non è fa il fastest Prost. Per guadagnare, non è fastest, ma guadagna altri 3 decimi. Prost non accetta, in questo momento la classifica recita Alain 18, Gerardo Berger 18, Ayrton Senna 14. Quindi comunque la Ferrari sta facendo un buon mondiale per adesso. Però Ayrton sta veramente letteralmente pitturando, sta pitturando il talentissimo brasiliano. Infatti 3-1, qua abbiamo guadagnato tantissimo. Questo forse è fastest, vediamo se è fastest. No, 3 giri alla fine qui in Messico. Una McLaren devastante,
Senna al comando abbastanza saldamente, ma 3 secondi non so, cioè possono essere tanti ma anche niente, basta un errore ed è finita. Il bello di GP4 lo sapete qual è? Che ogni curva può essere l'ultima. Ho un po' staccato la spina col Kuma nel 2008, veramente una stagione orribilante, ma la macchina anche pietosa. Anche il prossimo anno in Renault sarà dura, ma questa è un'altra storia. Adesso siamo nei flash e mettiamoci anche back. Indiani. Devo un po' abbassare il piede, alzare il piede, scusate, l'ho rischiata, qua, l'ho presa male, metti qua per sicuramente qualcosa, non se perdo. Sì, 3 decimi ho perso, Ciolaps, vorrei manare. Raga, ecco la classifica, mi sono accorto però che nel video manca gli ultimi 30 secondi praticamente, probabilmente per un discorso che non ho più spazio perché quando registro salvo tutto su un hard disk. E ho tutto là e probabilmente è pieno, non capisco sinceramente, penso quello a sto punto, ma boh, vabbè, comunque insomma ho perso gli ultimi 30 secondi, fortuna non è cambiato niente con Senna, Prost, Piquet, Berger, Mansell e Capelli, quindi bella vittoria, Prost ancora in testa, 24 Prost, 23 Senna, 21 Berger, incredibile Berger, poi gli altri distaccati in maniera devastante, costruttori già ipotecata e McLaren che sta nominando, però Fioi sarà un mondiale incredibile. Raga, un saluto dal comandante veneziano, ciao!